Operativo il microfono. Allora, intanto, dopo un bel po' di fatica ce l'abbiamo fatta arrivare in diretta. Vi chiediamo subito scusa per i ritardi, siamo già in collegamento per la partita. 19ª giornata, campionato Serie B1, girone B, Arena Biancorossa. Il match è tra Rotoblast Volano Volley e Pallavolo Don Felice Colleoni. Secondo punto è per la Rotoblast Volano Volley. Aurora Bonafini ha firmato l'Ace che vale il 2-0. Iniziato quindi il match. Abbiamo avuto qualche piccolo inconveniente tecnico che adesso stiamo cercando davvero di sbrigare. Un altro punto per la Rotoblast, 3-0 con Jessica De Val che firma il terzo punto per la Rotoblast Volano Volley. Allora, intanto saluto subito i miei compagni di viaggio, Alan Berloffa, il nostro regista, e lo scoutman Andrea Zeni, che a fine partita, come di consueto, ci consegnerà il tabellino dei punteggi che dopo andrà in diretta. Carlotta Petrucciello, se ho visto bene, è il quarto punto firmato dalla formazione di Luca Parlatini. Un inizio meraviglioso delle nostre ragazze che al momento sono in un momento molto delicato, visto l'emergenza contro la squadra di Lecco, dove avevamo un sacco di formazioni, un sacco di ragazze fuori gioco. Comunque è una delle... Abbiamo dimostrato per 2-7 comunque di saper giocare di squadra. 4-1 adesso il punteggio, primo punto anche per la formazione di Matteo Prezioso. Pallavolo Don Felice Colleoni al servizio adesso. Battuto su Blerona Tasciolli il servizio. Bonafini e De Val. Manca il colpo. 2-4 il punteggio. Al servizio, come precedentemente avvenuto, Benedetta Campagnolo per la formazione di Matteo Prezioso. Battuto il servizio su Blerona. Arriva l'Ace. 3-4 adesso il punteggio. Allora adesso dovremmo essere definitivamente in diretta, quindi da parte di Lorenzo Minacapelli buonasera, e anche da Alan Berloff e da Andrea Zeni. Allora siamo sul 4-3. Blerona aveva ricevuto il servizio e Carlotta chiude l'attacco. 5-3. Allora, intanto che si stanno per schierare al servizio, vi informiamo che da oggi la Rotoblast Volano Volley e il comune di Volano hanno lanciato la campagna Schiacciamo la violenza. E purtroppo, siccome la diretta è partita con netto ritardo, non avete potuto vedere che c'è stato uno scambio di magliette dalla nostra capitana Jessica De Val e la capitana della formazione rosso-blu, che era Serena Milani. Ovviamente De Val è la nostra capitana di questo match perché Emma Galbero è purtroppo infortunata a una mano e non è nemmeno in panchina. Attenzione, l'attacco della Don Felice Colleoni che va a segno con, se non erro, la numero 8, Noemi Rossi. Di nuovo parità all'Arena Biancorossa dopo un iniziale 4-0 da parte delle nostre ragazze. Servizio su Bellini De Bonafini. Niente da fare, questa volta arriva l'Ace. 6-5 il punteggio. Primo vantaggio per la pallavolo Don Felice Colleoni. Serena Milani al servizio. E nella nostra formazione, oltre alla nostra capitana, manca anche il vice allenatore Michele Brembilla, che lui è a fare l'allenatore nella squadra della Serie C, ma sicuramente tra poco torna. Time out, pausa sponsor. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola, qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri, qui l'inverno è pieno di calore.
quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato, del relax. Respira, sei in Trentino. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. 7-5 punteggio a favore di Trescore Balneario, provincia di Brescia. No, scusate, provincia di Bergamo. Pronto al servizio Serena Milani, che serve su Bellini. Bonafini, Petruziello. L'incentra l'attacco. 6-7. Allora, tecnicamente la formazione è quasi la formazione tipo, escludendo Galbero e Livia Tresoldi. Per il resto è la formazione titolare. Spegne in rete il servizio di Jessica De Val. 6-8 il punteggio a favore della Rotoblas Volano di Trescore Balneario. Riceve Piero Bonaffini, Carlotta Petruziello. 9-6. Brava Carli! L'arena biancorossa è sicuramente più affollata oggi rispetto al match con Crema. Sì, dal lato abbiamo le ragazze della pallavolo littana, l'Under 14, e dall'altra i tifosi tipo soliti del Volano Volley, che ovviamente salutiamo. E a tutti quelli ovviamente che non sono qua presenti. Pallonetto di Bellini, salva il libero. L'attacco vincente di Caterina Cigarini. 9-7. Che firma il 9° punto per Trescore Balneario. Oggi c'è anche il tifo da parte delle formazioni avversarie, che fanno stare il loro coro Trescore. Riceve Elena Pierobon, tornata anche lei. Blerona, Murata, sempre dal lato di Blerona, pallonetto, stavolta telefonato riceve Milani. Attacco, invasione contro la Rotoblas. 10° punto per Trescore Balneario, che adesso conduce con 3 punti di vantaggio. Servizio Cigarini per la pallavolo Don Colleoni. Riceve Elena Piero Bonafini, Tomasi. Attenzione, dall'altro lato salva Bonafini, Bagardi. Attenzione, vincente l'attacco di Blerona. 8-10. Tornano i 2 punti di distacco tra le due formazioni. Vediamo se... Dai raga, dai! E pronto il servizio di Blerona da Sciolli. Battuto con l'audio del net. Attacco subito di Campagnolo, vincente. 11-8 adesso il punteggio aggiornato. La squadra Balneario che sta conducendo questo primo set. Ora il servizio dovrebbe esserci Volontè forse. Il numero è abbastanza illeggibile da qua. 9, scusate. Era la 8, quindi il numero 8 era Noemi Rossi. E invece il 9° punto della Rotoblas è firmato da Aurora Tomati. Stavo cercando di capire il secondo nome. Devo avere una conferma. Servito proprio Aurora. Brutto servizio, peccato. 12-9. Colpita abbastanza male questo pallone. (14) al servizio Federica Fontana per Trescore Balneario. Servizio su Blerona e arriva l'Ace. 13-9. 4 punti adesso tra le due formazioni. Sicuramente una grande vittoria oggi è quella di vedere almeno
il pubblico all'arena. L'ace di Federica Fontana, 14-9, come il suo numero di maglia. Firma al 14° punto. Pronto il time out per Luca Parlatini, che viene confermato. Pausa sponsor, torniamo tra poco. A 12-9 il punteggio all'arena biancorossa tra Trescore Balneario e Rotoblas Volano Volley. 5 punti il distacco tra le due formazioni. Rotoblas che deve assolutamente iniziare un po' a recuperare, perché ovviamente prendere troppi punti potrebbe mettersi male per provare poi le rimonte. Attenzione, vincente sulla ricezione sbagliata della Rotoblas. 15-9 il punteggio. Ancora Federica Fontana. Sente il attenzione. Ragazzi, c'è il cambio. Lerona Tascioli lascia il posto a Anna Cramerotti, che anche lei ritorna tra le file della Rotoblas Volano Volley dopo il periodo di stop della scorsa settimana. Servizio di Fontana su su Piero Bon. Petrucciello, attacco out. 16-9 il punteggio. Un altro punto che si aggiunge alla formazione bergamasca, che adesso conduce con 7 punti di vantaggio questo primo set di partita. Servizio su Elena Piero Bon. Bonaffini deve mandarla dall'altra parte. Bellini, vincente Alice Bellini, 10° punto per la Rotoblas. Allora, Aurora Bonafini al servizio per la Rotoblas. Comunque il periodo d'emergenza possiamo dire che è un po' stabilizzato, perché la nostra squadra sta giocando con le mascherine, non sta giocando con le mascherine addosso, e tutte le giocatrici che erano ferme ai box, escludendo Emma Galbero e Caterina Pucnik, sono tornate in gruppo. Ovviamente sia Caterina che la Emma Galbero sono ovviamente per infortunio fisico. Petrucciello arriva al muro. 18° punto per la pallavolo Don Felice Colleone. Servizio in campo, no, out. Battezzata bene da Anna Cramerotti. 11° punto, cambio, esce proprio Anna Cramerotti per Lerona Tasciolli. Alice Bellini al servizio adesso per la Rotoblas. Fischia Luca Biasin, primo arbitro dell'incontro, e sentito dal secondo arbitro Giuseppe Fichera. Palla out. 20° punto per la 19. Siamo sul 19-11. Ovviamente fidatevi del nostro tabellino, che è di... Esatto. Attenzione, Jessica prende la free ball. Blerona per attaccare. Riceve, salva il libero. Punto vincente, numero 20 per la pallavolo Don Felice Colleoni. E 20 non 21,
lascia. 9 punti adesso. Pietro che compra. Madonna che basta, dai. 21esimo punto per Trescore Balneario, che adesso conduce con 10 punti il set. Cambio per la Rotoblas, esce Aurora Bonafini per Rosita Civetta. Pronto il servizio di Serena Milani. Servizio su Piero Bon. Petrusiello in pallonetto, salva il libero. Civetta. Piero Bon dal lato sempre di Petrusiello. Murata. 22esimo punto per la pallavolo Don Felice Colleoni, che adesso conduce con 11 punti questo set. Massimo vantaggio. Purtroppo quel 4-0 iniziale è stato molto illusorio. Peccato davvero. Riceve Bellini, Piero Bon. Tasciolli ha provato l'attacco ma non è andato a buon fine. Attacco vincente di Noemi Rossi. Punto numero 23. Adesso c'è ancora 2 punti per la pallavolo Don Coleoni. Quanti sono lì? Servizio di Bellini. Bonafini. Scusate. Civetta. 20 di pallonata secca sulla Noemi Rossi. Siamo sul 12-23. È giusto con lui. Arriva al 24esimo punto. Come P4. Non so, che cosa. Aspettate che qui c'è. Attenzione. Segna 25. 24. Ho sbagliato. Attenzione che qui è successo un qualcosa. Allora, o noi abbiamo sbagliato un punto o è sbagliato loro, perché Ho sbagliato il segnapunti, ma se la sbagliasse per terra, fai niente. sì, però il problema è che adesso si rischiano. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Does the
E l'ultimo sponsor che mancava era ovviamente il nostro sponsor tecnico, Nice Squared. Non so se era lui. Però siamo tornati in diretta perché ovviamente stava per ricominciare. Allora, le novità sono Rosita Civetta nel ruolo di palleggiatore e rientra anche Livia Tresoldi. Primo punto per Don Coleoni. Primo punto quindi 1-0 adesso. Pronto il servizio per la pallavolo Don Coleoni. Era di Campagnolo il servizio. Bellini, attacco che non si è chiuso nel miglior dei modi. Attenzione, Blerona deve salvare. Attacco di Bellini, chiede il Togo che c'è. Uno pari. Alice Bellini, uno pari. Dai! Livia Tresoldi al servizio. Anche lei costretta ai box nell'ultima partita. Ma adesso è tornata qua a dare il suo contributo. Battuto. Attacco velocissimo di Milani. 2-1 il punteggio. Adesso al servizio va proprio l'autrice dell'ultimo punto, Serena Milani. 3 score, battuto il servizio su Bellerona Tasciolli, Civetta, Bellini, murata da Cigarini. 3-1 adesso. Pronto ancora Milani per il servizio. Attacco di Bleron e di Petruziello con schiena all'indietro. Pallonetto, salva Vai, Carlotta. Prova dall'altra parte Civetta. Niente da fare. Muro out di Jessica De Val. 4-1 per la Tre Scuole Balneario. Dai, raga, dai! Allora, Aspetta! ancora Milani al servizio. Servizio su Sì, Piero, sì. Piero Bon. De Val. Siamo molto in difficoltà sul palleggio. Servizio, invasione contro la pallavolo Don Coleoni. 2-4. Dai! Rosita Civetta al servizio. Primo set, vi ricordo che si è concluso per 25-12 a favore della Tre Scuole Balneario. Riceve il libero. Attacco. Sì! Murata da De Val. Noemi Rossi murata da De Val. 3-4. Rosita dai, Civetta. Ancora Rosita al servizio. Spegne in rete. 5-3. Adesso il punteggio. Servizio credo stia andando da 13. Campagnolo. I numeri sono veramente illeggibili visti da qua. Chiedo scusa a tutto il pubblico, ai telespettatori a casa. Petruziello pallonetto, non va a buon fine. Attacco Murata. Salva ancora, però l'attacco ancora vincente di Noemi Rossi. Nonostante la difficoltà, 3 score se la cava. 6-3. Ancora Campagnolo al servizio. Blerona. Free ball. Salva Rosita. Civetta, Piero Bor. Dietro free ball.
Attenzione, Milani. Attacco murato da De Val. Dai, su! 4-6. Servizio di Bellini. Attenzione. Pallonetto. Salva Blerona Tasciolli. Civetta. E Petrusiello Murat da ancora Cigarini. 7-4. Gioca su quelle mani del muro. Adesso al servizio Cigarini. Al servizio per la pallavolo Don Felice Colleoni. Battuto su Piero Bon. Civetta. Bellini pallonetto a due mani. Poi l'attacco. Non c'è il toccamuro, no. 5-7 adesso. Dai Jesse, dai Jesse. Ora Jessica De Val al servizio. Battuto. Servizio. Attacco Mura. Salve. Miracolo di Don Coleoni. Bellini. Civetta dal lato. Pallonetto. Petruziello. 6-7. Dai Ross, dai! Ancora Jessica De Val al servizio. Battuto Milani. Murata da Blerona. 7 pari. Di nuovo la parità all'arena biancorossa. Jessica De Val ancora lei al servizio. Arriva Davis. 8-7 adesso. Vantaggio biancorosso. 8-7. Col servizio della Jessica De Val che ha fatto l'ace. Servizio ancora di Jessica. Oh, attenzione, è muro 0. 8 pari. Sì, uno dei super tifosi della Rotoblast ovviamente chiama a gran voce il pubblico che ovviamente sta zitto. Tipico purtroppo della nostra della gente trentina, purtroppo siamo sempre molto spenti. Blerona, nonostante il muro ci avesse messo le mani, non è bastato a fermare l'attacco di Blerona. 9-8. Carlotta Petruziello al servizio. Cani. Attacco. Vincente. 9 pari. Adesso ci dovrà essere il cambio del pallone perché ovviamente è uscito dal terreno della palestra e quindi deve essere sanificato come vogliono le regole anti-Covid. Servizio su Bellini. Civetta. Livia. E anche Livia si iscrive al tabellino. 10-9. Dai! Servizio di Blerona. Milano. Attenzione, salvataggio miracoloso di Piero Bon. Milani. Dall'altra parte. Ancora Elena Piero Bon. Bellini. È un gioco di liberi qui. È vincente stavolta l'attacco. 10 pari.
Si accende. Cambio per la Rotoblas. Esce Blenona Tasciolli per Anna Cramerotti. Dieci pari adesso. Volano vinci per noi. Oi, 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 oi. Vai volano vinci per noi. Servizio in campo. 11-10 adesso. L'ace firmato da Campagnolo. Torna in vantaggio Trescore Balneario. Servizio su Bellini, Civetta, free ball di Piero Bon. Milani dall'altra parte, pallonetto, ci prova Carlotta ma non ce la fa. 12-10. Dai raga, dai! Servizio di Campagnolo, ancora lei al servizio per Trescore Balneario. Elena Piero Bon, Civetta al centro per Tre Soldi, con l'audio del muro resta nella metà campo di là. Pallonetto murato da Livia Tre Soldi, dato dall'altra parte, pallonetto Sanna Anna Cramerotti, Civetta, Petruziello, Lo tocca su! Livia. Niente, tocca a muro. 13-10. Ancora Benedetta Campagnolo. Servito su Bellini che arriva lei un'altra volta. 14-10. Dai! Prendine una! Time out per allora, di nuovo in diretta dall'Arena Biancolota, 14-10 il punteggio. C'è stato qualche piccolo errore da parte nostra che al momento ci sta tenendo con 4 punti di distacco dalla squadra avversaria. Campagnolo ancora al servizio, l'autrice dell'ultimo ace. Su Bellini, stavolta riceve, Bellini ad attaccare. Salva, Trescore, free ball. Piero Bon, Civetta sempre per Bellini, murata ma è nella metà campo avversaria. 11-14. Ora 14-11. Dobbiamo riuscire ad assottigliare il distacco. Servizio di Livia, Tre Soldi. Attenzione all'attacco di fucilata su Livia Tre Soldi. Non può nulla. 15-11. Io chiedo scusa se non so dirvi i numeri le giocatrici che stanno attaccando, ma veramente i numeri di maglia sono illeggibili questi. Non si legge niente. Se non ero al servizio adesso va Serena Milani, la capitana. Trescore Balneario. Arriva l'Ace. 16-11. Sembra vedere dalle immagini che Trescore ha preso davvero le misure alla nostra formazione. Riball adesso con Trescore che ha un'altra possibilità di attacco, che però non sfrutta grazie a Jessica De Val. Però nemmeno noi sfruttiamo l'attacco. Attenzione dall'altra parte. Fortuna l'errore arriva anche da loro, quindi palla out. 12-16.
Dall'altra parte, fucilata di Cigarini. Vale il 17° punto per Trescore Balneario. 17-12. Servizio su Bellini. De Val Murata però nella metà campo loro. Free ball. Riceve Piero Bon. De Val Murata. Civetta ancora per Petruziello. Murata però nella metà campo loro adesso. Dall'altra parte pallonetto vincente. 18° punto per Trescore Balneario. Elisa Tonello al servizio per Trescore Balneario. Bellini vincente. Cambio per la Rotoblas. Esce Crammerotti, rientra Bellerona Tasciolli. Ovviamente ci deve essere il cambio del pallone. Pallone! Cambia il pallone! Hai tempo complicato, che è meglio. Fallo al servizio di Bellini, se non erro. Deve aver pestato la linea. 19-13. Intanto il gioco viene un attimo sospeso perché è entrato il vice allenatore Rotoblas Bolano Volley. Adesso si volta la partita. Allora, vediamo. Perfetto. Riprende il gioco. Sciolli. Poi difficoltà sulla ricezione. E deve anche lei attaccare. Milani. Dall'altra parte. Carlotta. Bellini. Oh, errore da parte loro. Non abbiamo sfruttato l'attacco neanche stavolta. Blerona. Pallonetto che si è salvato. Free ball. Bellini adesso per Civetta. Petruziello. Murata. Petruziello. 20-13 adesso. Dai, raga, dai! Servizio di Cigarini, ancora lei al servizio, mette un po' in difficoltà Carlotta però stavolta trova l'angolo giusto e fa il 14° punto. E al servizio va Dai, Ross, dai! Jessica De Val, la nostra capitana, al servizio adesso. Battuto. Out. 21° punto per la pallavolo Don Felice Colleoni. Servizio. Va bene, dai! Blerona. Anche Murata. Milani dall'altra parte. Free ball. L'attacco vincente di Campagnolo. 23-14. No, scusate, 22-14. Ora
Cigarini al servizio. Servizio attaccato vincente, 23-14. Ai ai ai. Ancora Cigarini, 23-14 adesso. Riceve Tasciolli su Civetta. Livia! 15-23. Livia 3 soldi. Servizio out di Carlotta. Set ball per la pallavolo Don Felice Colleoni. Trescore Balneario, provincia di Bergamo. La palla set. 9 palle set per portarsi sul 2-0. Servizio di credo della numero 14 Fontana. Sì. L'attacco non va a buon fine di trascorre. Però adesso c'è un'altra possibilità di chiudere. Però sbaglia Milani. Siamo stati anche fortunati stavolta. 16-24. Servizio di Blerona. Milani. Trescore per chiudere e chiude. 25-16. Allora pausa sponsor, torniamo tra poco. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Take you.
Nuovo in diretta dall'arena biancorossa. Rotoblast che resta sotto di 2 set contro Trescore Balneario. E ovviamente adesso siamo ancora un po' in difficoltà perché adesso comunque abbiamo 2 set da recuperare. E questo terzo set inizia ancora con Trescore in vantaggio. 1-0 il punteggio adesso. Servizio di Fontana. Bellini Murata da Campagnolo, 2-0. Adesso il punteggio. Ancora Federica Fontana al servizio. 2-0 adesso per Trescore che sta conducendo già per 2-0 la partita. Adesso anche questo set lo sta conducendo col medesimo risultato al momento. Attenzione. Rosita Bellini, stacco vincente. 1-2. Cambio e rientra Aurora Bonafini per Rosita Civetta. Quindi va Aurora Bonafini al servizio adesso. Servizio. Muro 1, salva Piero Bon. Carlotta. Vincente. Parità. Andiamo su 2 Dai, pari. Carli, dai! Aurora Bonafini al servizio. Servizio. Milani. Forza! Aurora salva. Bellini. Pallonetto vincente. Alice Bellini 3-2. Dai, raga, dai! Stacco vincente di Campagnolo, 3 pari. Ball. Milani. Prova Elena. Oh, quella difesa! Di nuovo in vantaggio per Trescore Balneario, 4-3. La Leist 5-3. Time out, pausa sponsor. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo e ti aspettiamo. Siamo di nuovo in diretta. 5-3 il punteggio a favore di Trescore Balneario. Servizio. Carlotta si è dovuta impegnare.
Vincente l'attacco di Cigarini. 7-3. 6-3, scusate. Servizio di Milani. Out. Scusate, Campagnolo in realtà era il servizio. Alice Bellini al servizio. Attacco murato da De Valle e Pelerona Tesciolli. Brava Tessi! Vai, 5-6. Ancora Bellini al servizio. Ah, attenzione, Ace! Ai pari. Ai pari. Battuto il servizio. Attenzione, attacco dall'altra parte. Out. Dai che sono. Dai che anche loro fanno errori, dai. Ancora Alice Bellini al servizio. Battuto. Out. Parità di nuovo, 7 pari. Subito! Oh! Out. Servizio out di Milani. 8-7. Jessica De Val ora al servizio. Cessi! Buona! Milani. Attacco. Vincente. 8 pari. Dai, Cessi, dai, dai, dai! Attenzione. Bonafini. Petrussiello. Vincente. 9-8. Cazzo, dai! 9-8 adesso. Battuto, Ace di Carlotta. 10-8. Dai, 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 dai! Servizio di Petrussiello. Servizio di Bellini. Salva. Lerona out. Sì, out, non c'è tocco. 9-10. Cigarini al servizio. Dai, dai, dai! Servizio su Piero Bon. Copri! Oh, Bellini. Free ball. Poste giù! Brutta pallonata. Ausilio del muro. Bonafini. Lerona. E stavolta vincente l'attacco di Fontana. Federica Fontana. 10 pari. Cigarini. Servizio su Piero Bon. Bonafini. Livia Murata.
Bagher dall'altra parte per Bellerona. Murata anche lei. Sempre per Bellerona. Mamma mia che brutta palla. Attenzione. Palla per poter andare in vantaggio. Che non viene sfruttata da Trescore. Milani. Oh. E arriva vincente l'attacco stavolta. 11-10. Di nuovo in vantaggio Trescore. Time out per la Rotoblas. Pausa sponsor. Allora di nuovo in diretta dall'Arena Biancorosa, di nuovo siamo ancora a commentare la partita della 19ª giornata che sta vedendo la Rotoblas. Purtroppo viene difficile dirlo perché non ho il telecronista di casa, però mi viene da dire che purtroppo la Rotoblas oggi si sta facendo abbastanza schiacciare da tutto il piano di gioco. Ciugarini, servizio su Ace, 12-10. Anche questo. Fa tutto il servizio su Piero Bon. Petruzziello, pallonetto. Pallonetto anche dall'altra parte, salva Piero Bon. Bonafini, Livia, mani out, sì, 11-12. Per servizio di Lerona. Mani out di Livia. Arriva il 13° punto per Trescore Balneario. Battuto, servizio. Livia, 12-13. Servizio di Livia su Tonello Milani. Attacco di Sant'Anna non è andato a buon fine. Quello di Bellini sì, invece. Parità. 13 a pari. Dai, dai. Servizio ancora di scusate, il servizio di Livia ancora. Sì, Livia ha 3 soldi al servizio. Oh, arriva Late. Dai! 14-13. Servizio. Concentra l'attacco. 14 pari. Attacco di Benedetta Campagnolo. Subito, Servizio Jessie. No, Carlotta in realtà.
Scusate, Carlotta Petruzziello, 15-14. Dai, out, dai! Servizio. Scusate, sto Apri. iniziando ad andare in tilt anch'io. Brava! Attacco murato di Petruzziello. Sì! Ma non due volte. 16-14. Dai, Max, dai, dai! Vai, out, vai! Time out. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo. E ti aspettiamo. Sì. 16-14, di nuovo in diretta. Arena Dai, Biancorossa. dai, dai! Stiamo provando una reazione d'orgoglio, come si dice. Dai. Copri! Attacco out di Bellini. No. Sì. Esatto, palla out. 15-16. Dai, Max, dai, dai! Dite tu, Bellini. De Valle. Lerona. Palla che tocca il soffitto. 16 pari. Dai, Ple, dai, dai! Testa, testa! Benedetta Campagnolo al servizio. 16 pari all'Arena Biancorossa. Terzo set di partita. 2-0 a favore di Trescore Balneario. Servizio su Lerona, Tasciolli, Bonafini, Petruzziello, Murata, Bellini in free ball. Milani, palla al centro, Murata da De Vol. Pallonetto, Bellini. Bonafini, Petruzziello, anche Murata, anche stavolta. Murata da De Val. Milani, ancora sempre nello stesso zona. Lerona salva. De Val in baghe. Carlotta. Oh, attenzione. Sempre nella metà campo loro. Attacco un po' semplice, dai. Vediamo se riusciamo a chiuderlo con Bellini. No. Attenzione, pallonetto. Abbastanza telefonato. Vediamo se stavolta Bellini chiude. Niente da fare, neanche stavolta. L'attacco. Carlotta ancora. Panto interminabile. Detto fatto. 17-16. Mamma mia che azione, non finiva più. Forse hanno attaccato per quasi 40 secondi. Ok, 17-16 allora. Dai, Alice, dai! Alice Bellini al servizio, l'autrice dell'ultimo punto. Impegno in rete. 17 pari. Servizio battuto su Bellini. Bonafini. Blerona salva ancora il libero. Dall'altra parte non si fa pregare la numero 8.
Noemi Rossi. Noemi Rossi 18-17. Attacco di Petrucciello. Pallonetto. Vincente. 19-17. Allora, visto che intanto la partita è in un attimo di stallo a favore di Trescore Balneario, vi informo già che la prossima partita saremo in trasferta a Casteldassano per il match contro la Chorus, che al momento che è una delle squadre più giovani dell'otto. 18-19 adesso il punteggio, quindi sabato prossimo alle 20:30 Casteldassano, ovviamente in diretta Volano Volley Channel, per trasmettere questa partita che visto il risultato che si sta forse realizzando oggi, sarà un importante cavalcavia. Mamma mia, 20-18. Dietro centrale al posto di Navata. Preferisco non dire niente in questa azione perché sono rimasto scioccato. Blerona, attacco oltre l'asta. 21-18. Pallavolo Don Coleoni che si sta avvicinando alla vittoria. Sarebbe forse il secondo KO consecutivo per 3-0. Petrucciello. Oh, salva Tasciolli. Bonafini. Petrucciello. Out. 22-18. Adesso 4 punti tra le due squadre. 3 punti separano Trescore Balneario dalla vittoria. Salva Bellini. Tasciolli. Free ball. Attenzione. Dall'altra parte ancora Tasciolli Murata. 23-18. Adesso un altro muro contro la Rotoblas. Trescore che veramente oggi ha alzato un muro che è veramente impenetrabile. 23-18 meno 2. Adesso arriva l'Ace, diventa un solo punto tra le due squadre. Adesso ci sono 6 palle match per Trescore, con Elisa Tonello che ormai è vicina a portarsi a casa questi 3 punti che in chiave classifica possono valere la quasi salvezza. Tasciolli, Bonafini, Teresoldi, attacco vincente. 19-24. Una piccola critica contro il pubblico del Volano, posso aggiungerla, che si è sentito più il pubblico di Trescore che tutto il popolo volanese. Attenzione, per chiudere adesso l'attacco, la chiude Noemi Rossi. 25-19, 3-0 per Pallavolo Don Felice Colleoni, che porta a casa l'intera posta in palio e i 3 punti. Allora io direi che nulla da aggiungere. Oggi è stata una partita a senso unico, dominata dalle ragazze di Matteo Prezioso. Noi chiudiamo qui la nostra diretta. Grazie ad Alan Berloffa e Andrea Zeni. Appuntamento sabato prossimo. Buonanotte a tutti.